La nebbia fitta, quasi un muro da oltrepassare, la carambola e lo schianto devastante. Grave incidente stradale questa mattina intorno alle 6:30 lungo la strada provinciale Contarina, Piazzola sul Brenta in località Presina. Coinvolti 3 mezzi, 2 auto e un furgone. Ad avere la peggio proprio il conducente del furgone. La vittima è Aurelian Patrash, 40enne, romeno, residente a Campo San Martino, operaio di un'azienda agricola di Piazzola sul Brenta. Stava raggiungendo proprio Piazzola quando, forse a causa della nebbia fitta e dell'asfalto bagnato, ha perso il controllo del veicolo andando a collidere contro un terrapieno. Il corpo del 40enne nell'impatto è stato sbalzato in strada mentre il mezzo terminava la sua corsa e si scontrava con un SUV Nissan guidato da una 49enne che proveniva dal senso opposto di marcia. Nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'altra vettura, un Opel Zafira, che per evitare di tamponare il SUV è finita nel fossato sbattendo contro il furgone della vittima. Nonostante i soccorsi immediati, per il 40enne romeno non c'è stato nulla da fare. L'impatto violento con l'asfalto è stato letale. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per estrarre dalle lamiere gli altri automobilisti incastrati che sono rimasti leggermente feriti. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri di Cittadella che hanno deviato il traffico verso Presina. La strada Contarina è rimasta chiusa per ore in entrambe le direzioni.